sogno, comunque sia sarà cantando. Parlerò Veneto, Veneto vivrò. Sentirò Veneto, Veneto amerò. Dove ci porterà questo sogno, comunque sia sarà cantando. Sentirò Veneto, Veneto amerò. Dove ci porterà questo sogno? Buonasera. Buonasera, benvenuti a tutti voi da Alice Cristiano e da Letizia Isolani e dalle nostre The Gamblers, che salutiamo. Entrare dopo di loro crea sempre una certa Esatto, ansia, ci ma hanno invitato sul palco con questo bellissimo balletto, davvero grazie. grazie alle The Gamblers. E allora siamo arrivati, Festival Veneto, quinta edizione. Quinta edizione, il nostro più sentito ringraziamento naturalmente va all'amministrazione comunale di Verona, che anche quest'anno accoglie la tappa conclusiva di questo Festival Veneto 2012. E dopodiché ringraziamo ovviamente chi ha promosso questo evento, ed è l'assessorato alla cultura, l'identità veneta della provincia di Verona. Abbiamo qui i rappresentanti che chiameremo a tempo debito sul palco. Ringraziamo la Regione Veneto che ha patrocinato il tutto, tutti i comuni che hanno ospitato di volta in volta le varie tappe fino a questa serata conclusiva. E adesso direi che potremmo quasi entrare nel vivo. Ricordiamo che la provincia di Verona si pone anche quest'anno capofila di questo meraviglioso progetto che è nato inizialmente in sordina e limitato ai confini scaligeri, ma che già dalla sua seconda edizione si è arricchito e si è aperto alle altre province del Veneto. E questa sera, vabbè, lo sapete, Festival Veneto, tutte le persone che saliranno sul palco daranno prova del loro talento rigorosamente in dialetto veneto. Avremo rappresentanti di tutte le città. È un festival, quindi ci sarà il talento, soprattutto è anche un concorso. Alla fine una madrina, anzi no, mi correggo subito, il direttore artistico di questo festival, il nome lo diciamo dopo, anche Dopo, lo sveliamo dopo. Anche se c'è scritto da più parti, deciderà, stabilirà chi sarà il cantante veneto migliore. Poi ci sono tantissimi ospiti di un certo livello. Esatto, Quindi, cara Alice, allora è una serata molto intensa, quindi io direi di iniziare subito e insieme diamo il via a questo Festival Veneto 2012. Buon divertimento. Dove ci porterà questo sogno? Come abbiamo detto prima, è un festival che si è rinnovato, offrendo la possibilità a nuovi autori e nuovi artisti di mettersi in evidenza con le loro passioni, con le loro qualità, tutto ovviamente in lingua veneta, che è poi il filo conduttore di questa manifestazione. Qui mi hanno scritto sul copione giovani talenti. Io non vorrei dire, ma non sono tutti proprio giovanissimi, non me ne vogliano, sono sicuramente dei talenti veneti. Io comincerei... Ma li facciamo passare come giovani, ok, sì, in erba. sì. Io chiamerei il primo dei 5 cantanti che saliranno sul palco questa sera, Vinicio Corrent. Sentirò Veneto, Veneto. Buonasera. Buonasera. E abbiamo anche la Accompagnato- valletta, come ogni festival che si rispetti, Selene Vincenzi. Buonasera. Grazie alla nostra bella valletta. Salutiamo anche i musicisti che accompagneranno l'esibizione di Vinicio Corrent: Walter Gambirasio alla tastiera, Gianni Compri al basso, Valerio Zampieri alla chitarra e Daniele Menegatti alla batteria. Un applauso ai nostri musicisti che saranno con noi tutta la sera. Allora, Vinicio, il tuo testo, se mi posso permettere, ti darò del tu, si chiama Pasta e Fasioi. Da dove arriva? Treviso.
Treviso, perché poi ci sono modi di dire diversi. C'è Fasioi, Fasoi, insomma, comunque E si sarai capisce. un po' la Benedetta Parodi di Treviso oppure ha altri significati la tua canzone? No, è solo questo, solo la difesa dei prodotti nostri tradizionali e Dei quindi la pasta e prodotti Fasoi che è locali, bellissima. Facciamo un po' di campanilismo gastronomico. Ma certo, anche non fa questa mai male. sera. Perfetto, allora io Allora. direi di dare il via al primo cantante di questa serata, Certo. Vinicio Corrent. Sia terra che gira intorno al mondo o siamo altri mone che andiamo sempre intorno. Mi tento di spiegarmi cosa che sega vuo, ma perché mi abbia messo pevale sul cuore e giro tondo non casca più al mondo, ma quando che se sera me casca bei per terra corremo e paghiamo sopra un boccone e invece di mangiare se guardiamo a divisione ti schizzi un bottone se cucina il minestrone e sto pubblicità se mangiamo il baccalà. Ma in mezzo a sto tormento mi cerco il mio momento, che sbolo che sta pressa, mi trovo una sorpresa. Mi piace sta senta e magna, senza che il bocco si fermi. Sonato è un gotto di quel bo, sul fuoco un bel pignatone, e che ho viso sempre a tutti i fiori, non stai mai far de manco de mangiare, basta i fasioli. Il mondo si cambia, ormai si cade sfa, se tutto fa durare, compreso che il mangiare, prodotti surgelai, scremai e super light, ma dove sei indai, cibi naturali, i voi che se mangiamo soltanto porcheria, per farmi diventare poi astri in batteria, a latte di mattina, così di contadina, che trovi in bustina, ma sa la malta fina, una volta mi ricordo e frago c'era c'è, adesso sei mastai come tutto di borsè, che ti mangi il cartone, o ci ciucci sui con, è la stessa soluzione, che ti senti un po' d'o. Mi piace sta senta e magna, senza che il bocco si fermi, soltanto è un gotto di quel bo e sul fuoco un bel pignatone e che ho viso sempre a tutti i fiori, non stai mai far de manco de mangiare, basta i fasioli. Senza che un poco si fermi, soltanto è un gotto di quel bo e sul fuoco un bel pignatone e che ho viso sempre a tutti i fiori, non sai mai far de manco de mangiare, basta i fasioli. Bravissimo! Complimenti a Vinicio Corrent che ci ha presentato Pasta e Fasioli. Mi prendo il cappello, se no vengo la scusa. Ti aspettiamo Vinicio perché sono Grazie. qui
in compagnia di Selene, la nostra Che valletta. compagnia, vero? Sì. Esatto, una bellissima compagnia che ti consegna questo libro offerto dalla Regione Veneto come Grazie ricordo mille. per essere stato qui con noi al Grazie mille Festival a tutti, Veneto. vado a preparare la pasta stagione. Ciao a Grazie. tutti, ciao Verona! Grazie, salve. Signore e signori, lui non ha bisogno di presentazioni, è il veronese più matto e più amato, è colui che ci fa trasalire le domeniche pomeriggio quando gioca il Verona, è un grande onore averlo qui, lui è Roberto Puliero. Ciao Roberto, ben trovato. Questa sera in versione un po' poeta, un po' lettore, un po' attore, e mi hanno detto che ci farai un esempio di poesia veronese dialettale. Ecco, cosa ci proponi? Sì, la poesia dialettale veronese ha delle origini antichissime, delle origini nobili, e quindi volevo ricordare un momento in cui la poesia dialettale veronese nasce, ed è il momento in cui si parlava ancora il latino. Il latino, sapete, pian piano si trasforma in italiano, ma presso la gente più semplice esiste un momento storico in cui il latino si mescola con il nostro dialetto e ne nasce questa poesia macchiaronica che volevo proporre. E allora siamo davvero curiosi di ascoltarla, il tuo pubblico, Roberto Puliero. Grazie. Tra l'altro questo racconto in versi macchiaronici è nato proprio qui, in questa piazza. Ci racconta infatti di quello che si usava il venerdì gnoccolar. Il venerdì gnoccolar nel 200, stiamo parlando di molti anni fa, la corte macchiaronica, i portatori di farina, di burro, di formaggio che servivano a fare gli gnocchi, partivano proprio da questa piazza, facevano 3 giri concentrici intorno alla piazza dei Signori, e si diceva fare il Bogon, e dopo fatto il Bogon lungo il corso si procedeva verso piazza San Zeno, dove c'era la grande distribuzione degli gnocchi, e i poeti macchiaronici ci raccontano anche la ricetta per fare gli gnocchi. Tacabanda dovrebbe partire, eccola. Iornus cucagne est istus et iornus bacani done hominique godunt et pueri, et populus, et siori, gaudent mercanti atque botegari, qui non est Mattus, Mattus hodie deventat, in media piazza signororum Bogonus, et se commensant varis se struturare giris, in primus Papaus gnocorum venit, cavalcans supra somarum, qui utasini solent, ogni tantum solfeggiat, molando scorisas, autraiando, tota seguitat fila macaronica. Facini portant in coparella formaium, pistores zerla, panetorum plena, torcoloti caminant, cum vino imbrentis, et portata in mesis alma farina vadit, putelorum subtili voce criantum, evivam, evivam, rebombart aer, inde percursum toti ad Sanzenum trotolant, hic super palcum ingens parollus pendet, tacatus avanza, magna calidaria fumant, parecchiantur gnocca, quanti comenzant mandare zuso salivam, quantis in boccam devenit aquolina, gnocca subito destendere faciunt panzas fiappas, et repiare animos pro fame languidulos, namque stupando vacuas cavernas buelarum restitunt forzam perditam et voiam cantandi. Qui volere ricettam fandi gnoccos en Verona docet, ante sume tibi ciapa libras quatuor tamisata e farinae, et vuda intus dentro
quantum est satis, abbastanza, aquae, totum impastetur, grandis piruluna fiatur, et divide in 400 particulas. Quas queste, sfregolando super digito sul deo, cum pollice faciat rizzas, roversis busis, garata gasola. Interim in parva pignata stridet boterius, il buro, frisegatus ab igne del fuoco, cum parolus steterit parecchiatus ad ignem in callida aqua precipitentur, que post quam boliverit ad summum juste procul doppio gnocca bene cocta dabit, igitur ne perdas tempus et sbuso menestro collice, tirali su, dum fumant, adde zonta libram grattati casei, il formaio, et libras duas boteri de buro, nec time, nover paura, quod sint nimis massa uncta gnocca etenim debent semper cunzari abunde, ut per gargatum plus molesina fluant formaleum igitur supra tabula spandat ab innumeris busis garata gasola, ut come quando cernimus vedemo nivem fiocare tacitis falivis et coatare campos et vias. Grazie, ci sentiamo dopo. Grazie a Roberto Puliero, ti chiedo di rimanere qui sul palco. Siamo qua. Con me. Un'istituzione di Verona, ti offendi se dico istituzione? No? L'età è quella. No, ma non facevo una questione anagrafica, una questione di importanza. Ti conoscono tutti e hai segnato una storia di Verona, l'hai descritta negli ultimi anni. Quanti anni? Tanti. Comunque, si può dire? L'importante, sì, si può dire. Sì, ho 66 anni. No, ma a parte questo, portati benissimo. Dicevo, l'importante è... ci mancherebbe altro. No, l'importante è una cosa che facciamo spesso in teatro con gli amici della Varcaccia, è utilizzare il dialetto non semplicemente come un semplice strumento folcloristico di facile presa, ma ricordando che il nostro dialetto, unitamente alla lingua, al dialetto napoletano, è una delle due grandi lingue ufficiali del teatro italiano, e questa origine nobile va rispettata e perseguita. Impossibile darti torto. Allora adesso ti chiedo di rimanere qui con me un attimo. Chiedo anche a voi che siete qui in Piazza Dante, a voi che ci state guardando da casa sintonizzati su Telenuovo, perché tra pochissimo torneremo con la seconda parte di questo festival. Ci saranno gli allievi dell'Accademia di Katia Ricciarelli, e Katia Ricciarelli è la madrina e ancora sbaglio, è il direttore artistico di questo festival ed è seduta qui con noi. Ci sarà il secondo cantante in gara e ci sarà anche un comico conosciuto da tutti che è Beppe Bifido, quindi a tra poco, rimanete con noi. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Bravissime le nostre Gamblers. E allora, lo annunciavo prima, non c'è solo canzoni, non c'è solo musica, Sì, c'è perché qualcos'altro. chi conosce il festival dalle precedenti edizioni sa che il festival non è solo musica, ma che è aperto anche ad altre forme d'arte, di intrattenimento e di recitazione. Ve lo annunciavo prima, 2 allievi dell'Accademia Internazionale di Katia Ricciarelli che questa sera si esibiranno in un duetto su un'opera di Wolf Ferrari, I 4 Rusteghi. E dovevo dirlo giusto perché sennò loro, che sono 2 personaggi molto precisi, potrebbero offendersi. Quindi adesso ti lascio la palla della... Sì, questa è la storia di Lunardo e Simone, che si dicono l'un l'altro come lo sposarsi sia diventata cosa d'altri tempi, e ricordano con malinconia quando erano gli uomini, per così dire, a portare i pantaloni in casa, a differenza di ora che invece hanno la meglio le donne. Vi consiglio di guardarli e di ascoltarli con molta attenzione. Sono molto contenta di chiamare qui sul palco i nostri ospiti Alberto Zanetti, Davis Fugolo, accompagnati dal maestro Fabrizio Malaman. Eccoli qui, Buonasera. bentrovati i nostri allievi dell'Accademia Lirica Internazionale Katia Ricciarelli. Buonasera. Allora, dovete sapere una cosa, alla semifinale a Jesolo Katia Ricciarelli non era potuta venire, loro avevano il suo volto sulla cravatta e pensavo che fosse Il un modo per baluardo. richiamarla. Invece oggi Katia Ricciarelli c'è, ma voi la cravatta non l'avete tolta. No. È una divisa, Come no? mai? Assolutamente. Non guardarmi è una divisa. spaventato, È una divisa. Non ti spaventare. È vero, signora? È Bene. una divisa della quale andiamo fieri, per cui Quindi la portiamo anche con le prossime orgoglio. volte Con vi orgoglio. vedremo così. Certo. Ci sarà la stagione, magari 2012-2013. Invernale, estiva. Vediamo le prossime collezioni, allora. Infatti siamo qui ad Esatto. aspettare, Ci non vi farete la facciamo passerella. spiegare quello che farete, lo vogliamo semplicemente vedere. Quindi il palco a voi. Buon Grazie, ascolto. Grazie. Mari deve cavare desti gusti al di de un buono se seppal più maridar noi se più tempi tutto se andà ma a dove se le donne de una volta dove se le ma la donna de un tempo la gelanzo io un ansio in carne svogliato dal cielo tranquilla obbediente la gera un piacer modesta putela e buona mujer ma tanta dolcezza ma tanta bontà che ormai perso il scampo a tutto se andò ormai perso il stampo a tutto se andò tutto se andò o casa beata dei nonni e bistoni lassì proprio lori c'era i padoni un'occiata, un botto bastava e tutti obbediva e più non si arfava. O care memorie del tempo passato, più alto non resta, a tutto si andò. Più altro non resta, a tutto
tu cose andrà. Amanque messe putte donne capricciose spassandone non sa far che storme che sì che spartiece sborosessi. Complimenti, come stalo? Si divertelo al festin. A me piace tanto il baio, stavi ben vestia così. Mi l'invito al minuetto, vedetelo al festin. Alle donne il mega stretto e sospira in me anche mio. Oh che gusto, che contento, oh che scriso e che sento. Non mi sta che più toccare, non mi fa marcia, donne senza giudizio vergogneve, vergogneve, vergogneve. Eppur, se go da dir la verità, le donne un tempo non le m'ha despiasso, neanche a me veramente. Ma in casa e soli le porte sesserai e balconi incionai e chi se homini così ha da far e si se pampani venga a imparar e chi se homini così ha da far e si se pampani venga a imparar. Signore e signori, buonasera. Grazie, complimenti ad Alberto Zanetti, Davis Fugolo, accompagnati dal maestro Fabrizio Malaman. Grazie, ci rivedremo più tardi per un secondo momento insieme. Ed ora, signore e signori, un personaggio che ci porta il buon umore. Molti di voi l'avranno sentito nominare perché lui è molto attivo, partecipa alle sagre di paese, a degli eventi, fa pubblicità, fa radio. Naturalmente sto parlando di Beppe Bifido. Ciao Wamba, ciao. Oh, come dice il mio amico Fruttaroi, che patata. Oh, aspetta, mi metto a posto il body. Buongiorno. Oh! Oh! Va in letto e suda! È venuti a Villamonga. Oh, ciao, sono il Bifido. Allora, sono qua per parlarvi un po' così delle donne, così demorose. A Verona si dice morose. Che tutti quanti che abbiamo avuto un po' la prima cotta, no? Mi ricordo la prima cotta che ho avuto, la chiamavo la Giacomo Agostini. Perché che piaceva le moto, no? Allora faceva tutto quel che faceva quando ti si innamorava. Allora spendi sky, comprami la moto. Oh, dopo 2 mesi molla l'amorosa e vendi la moto e molla l'amorosa. La moto perché la ciuccia massa, l'amorosa perché la ciuccia massa poco. Dico, vendila, vendi. Un'altra che ho avuto invece sta qua, la me tradiva dappertutto, la me faceva corni a destra, a sinistra, solo che quando ti si innamorava ti non te lo semia, i tuoi amici le sa tutti, ma ti no. Quando, le chiamava alla porta, la si faceva sbattere da tutti. Ma mi non lo sapeva, quando sono venuto a saperlo che non ho fatto una malattia, voleva buttarmi su dal 4º piano e il mio amico mi fa, Bifido che ti ha fatto i corni, non le ale. Hai ragione. Oh, ha visto più piselli quella lì della zuppa del casale, te lo dico. Un'altra, questa qua era gelosa, sospettosa, la chiamavo Galbani, fiducia zero. Una sera torno a casa, da stadio, tutto contento, avevamo vinto in posticipo, sta arrivando il giallo-blu, entro in casa, pum, una sciaffa. La guardo e dico, sei scema vecchia. Frollati, dico, mettiti in bolla, cosa c'è? Cagate hai mai dato dei sciaffoni, Goito, cosa che? Cosa che lei mi fa? Cos'è la sta roba qua? Mi tira fuori un biglietto, cos'è? L'ho trovato nelle tue braghe finché facevo la lavatrice. Guardo che è scritto Susi. Te sai che su quei cavalli, Susi è un nome di un cavallo? Dicono, sta a fare tutte queste storie, ma mi sono geloso. Ho capito, ma prima di muovere le mani, torna a casa dopo 2 giorni, tu un'altra sciaffa. Ma sì, tu sei, ma Goito, sei toccato a sto giro. So che tale mi fa, a che t'ha telefonato il cavallo stamattina, vai. Roba da matti, grazie. Così. Un'altra. Questa qua, una bella buttella, perché effettivamente una bella buttella ma la che aveva un problema, non la se lavava. La che aveva problemi con un rifiuto per l'acqua, non la se lavava mia.
Oh, ti dici, un giorno può succedere, un giorno torni a casa stanca dal lavoro, eccetera, eccetera, mi fa la doccia domani, un giorno, ma dopo 2 giorni vecchia attacca a sapere da Cavassino, Oh. Al terzo giorno la sapeva da Cassonetto col pedale, al quarto giorno la sapeva da Ca del Bue e Goito Veccia va in doccia, no, ma no, Veccia in doccia, no, oh, portala in doccia del forza, tac, oh, come l'entrata in doccia, le verruche le si è messi i soccoli, subito. E passam panarotto di lì che sprussaldi di te era. Te giuro, ho visto me un simeso che sa schissà da solo era. Dico, mia bale. Dico, un'altra. Questa qua, una bella butella, effettivamente una bella, però la che aveva un difetto. L'amava per 6 so cani che mi piace i cani, ma è la che ne aveva una ventina, la che dava dei nomi stranissimi. Mi ricordo che aveva un cagnetto piccinino, il Bin. Sai quei cagnetti sporca braghe che come ti vede, tac, ti salta addosso. Ogni volta che andavo a casa sua con le braghe ciare mi toccava dire giù Bin. Ma il papà del cane lì si chiamava Botto. Giù Botto. E sua madre Betty, giù Betty. Ma che aveva una cagnetta da difesa, la Panni, bella, elegante. Quando suonava uno di sé di quei che vuol venderti di tutto, la che diceva attacca Panni, andava. E il doio, poveretto, un cagnetto timidino, piccinino, sempre nell'angolo, ma ogni tanto che tirava la balletta e diceva dai, corri doio, niente. Invece il ring, quello era più ubbidiente, che tirava il legnetto, ciaparin, dava, cucciarin, vieni qua. Il dritto, ubbidiente, qua dritto, via. Il re, qua re, vieni qua. La che aveva un pastor sardo, il Baru, te che dici, su Baru, via. La più ubbidiente di tutti era la Gina, te che tirai la balletta, vagina. Grazie. Grazie. No, quella era obbediente. Ogni tanto me la porta anche in letto. Simpatica, terminare la cuore era. Fare festa intendo. Un'altra, poveretta stitica, il veterinario, quando te la porti fuori bisogna avere che pazienza, mezz'oretta col guinzaglio. Oh, mezz'ora fuori al freddo col guinzaglio, dai, cagarella. È rotto, aveva problemi alla vescica, pensava mia, dai, pissa. Il Dor, un canda tartufi, il Dor, che bello che era. Andavamo in lessini a tartufi, nasale, a mancia, dai, scava d'oro. Quando era in calore, gusto d'oro. E il Fufi, poveretto, un Carlino, sai Carlini, quei piccenini, col nasino schissà, e ne scappava fuori dal cancello. Una volta scappa fuori dal cancello, passa una macchina, tu le tira sotto, porta il veterinario di corsa, fallo operare il veterinario. Qua bisogna tagliare la zampina, passa a farlo, taglia la zampina. Ma mi dico che bisogna tagliare anche la reccia, mi dico che bisogna tagliare la cuetta, ma salvemolo, insomma, le mo salvare, non siamo più fuffi, le mo chiamare il resto del Carlino, che è più casa. Vabbè, un'altra, grazie. Questa qua era brutta, veramente, la chiamavo la prugna, la faceva cagare, no, ma brutta, Oh, la che aveva la foto della carta d'identità de spalle era un naso lungo così su Facebook, la gara du profili, vedo. Boh. Ma ha detto sua mamma che quando è nata l'ha messa nell'incubatrice con i veri oscurati era. Ma ha detto sua mamma che quando è nata l'ostetrica la tira fuori, la guardava, la vuole ributtare là dentro era. L'ostetrica l'ha dato le sciaffe a sua madre, no, Sofiola era. Che suo papà che tirava i sassi alla cicogna, me l'ha detto sua mamma. Le portava al parco giochi col passeggero radiocomandato, era malito. E la che cantava la Nina Nana par citofono era. Ho visto le foto di quando era piccola, una testa così. La che aveva una testa così, questo invece, ma dai battesà con lievito di birra, dico. Testa così, rossa de cavena, sera a casa mia con la riga in mezzo, la pare un geton era. Una sera siamo lì che balliamo in discoteca, passa uno imbriaco e mi fa, ascolta, oltre a Tomorosa che qualche altro cesso qua che mi scappa a pissare. Veramente, una tipa strana, magra, fin qua magra, poche tette. Secondo me la che aveva mia la prima, la che aveva la retro, poche. E dopo un culo, e apre un fiasco, quando dico poche tette. Cioè, quando si faceva la doccia per guardare le tette doveva fare come con l'iPhone era. Dopo quando arrivavo al culo, una sera mi fa, Biffino, portami a Roma, voglio andare a vedere il Papa. Guito invece stiamo a casa che se te vede il Papa il vota per l'aborto. Stiamo qua. Biffino, non mi fai mai niente da mangiare. Io sono mia buona e fa da mangiare, fammi quello che vuoi. Ho fatto i sofficini. Mi ha fatto il sorriso, era.
Mi fido, voglio un computer, portami a prendere il computer, andiamo al negozio, si avvicina al computer. Bello questo computer qua, quanto costa? Come la si avvicina? Tac, e partì l'antivirus, subito. E il resto ve lo racconto dopo. Ciamba Wamba, grazie. Grazie a Beppe Biffido. Sono anni che cerco un aggettivo che lo possa descrivere, ma diciamo che non l'ho ancora trovato, quindi adesso cerchiamo di ricomporci perché è il momento del secondo cantante in gara. Questo effettivamente potrebbe essere definito un giovane talento. Signori e signori, vi presento Massimiliano Corrà. Sentirò Veneto. Buonasera. Benvenuto. Grazie mille. Allora, Massimiliano questa sera canta una canzone che è scritta da un autore veronese che è qui con noi. Lo Esatto, salutiamo. Paolo Tosi. Paolo Tosi, un applauso allora a chi c'è dietro questa canzone. La canzone si intitola Piazza Bra e mi ha detto l'autore che l'ha scritta 30 anni fa. Allora, tu sei giovane, come ti senti a cantare questa canzone nostalgica, sentimentale, scritta 30 anni fa? 30 anni fa, che però anche oggi, diciamo, muove il sentimento anche di un ragazzo come me. Con questa affermazione io ti lascio il palco, me ne vado. Grazie Signori e signori, Massimiliano Corrà. Grazie. Gente buona, gente amata, se te passi dalla Bra, te ne vedi, siamo sempre tutti qua. Che ci parla, che ci ascolta, ci si incassa e ci sganasa, e la vita tutti i giorni resta qua. Che il figo che va a caccia, le butele belle spose, che te dice che lo a seco non è mai, non sa più lo scaricarle, tutte quante ste morose, che in un letto tutte insieme non che sta. Le straniere, tutte robe passeggere, che le passa come passa anche all'estate. Te sapessi quanta gente con la scusa dell'arena, che de notte sull'Easton in Piazza Bra le pettegola se sa, come in tutte le città, che non ha tutta la gente di Milano. A Milano per tutti i matti, tutto quanto in le fa impresa, ed è già colar del tempo noi che ma con tutti i suoi difetti, non che posto che non senta quel che è parmi nel cuore la mia città. Le mie mamma e me papà, che una notte sa basà, e sa dito nostro fiolo pemo qua, e sa dito nostro fiolo pemo qua, e sa dito nostro fiolo femo qua. Bravissimo, Grazie mille. complimenti Grazie. a Massimiliano Corrà che ci ha presentato questa bellissima canzone di Paolo Tosi, Piazza Bra.
Grazie a tutti. Allora anche a te, la nostra Valletta Selene ti consegna l'omaggio della Regione Veneto come ricordo per essere stato qui con noi al Festival Veneto 2012. Grazie Massimiliano. Era il secondo cantante in esibizione, noi ci vediamo tra poco, mi raccomando restate fermi lì anche voi a casa perché ci saranno i veneziani Freve da Samba ed ancora l'attore Nicola Ciaffoni e il gruppo dei Petols. A tra poco. Let all the heat pour down. I do my best to make him proud. Now I'm a super lady. I got my baby. You got your baby, baby. Move your body, dance for your papi. Rock your body, dance for your papi. Put your hands up in the air, dance for your man. You can put your hands up in the air. Si él es lo máximo, azota baldosa, baila para tu papi. Dance for your papi. Rock your body, dance for your papi. Un applauso alle The Gamblers. E adesso è arrivato il momento di un altro cantante, anzi un altro gruppo. Diciamo che non richiamano esattamente atmosfere della pianura padana o della laguna, ma arrivano da Venezia e sono i Freve da Samba. Sentirò Veneto, Veneto amerò. Guardate che porta microfono che avete. Se vi sembra poco, prego. Innanzitutto benvenuti. Io non so dove mettermi, mi metterò qui di fianco all'unico che può parlare perché so che i tuoi colleghi non hanno piacere. Lui è il leader, va bene. Allora, Nicotina la vostra canzone, perché? Nicotina, intanto buonasera a tutti. Nicotina è una macchietta, come un personaggio disegnato dalla penna di Hugo Pratt. Parla di un accanito fumatore che decide di smettere di fumare. Ce la fa? Ma Non si sa? Allora, Freve da Samba con Venezia, che cosa mi c'entra? Perché intanto siamo appassionati di musica brasiliana e freve in veneziano significa febbre. La febbre della samba, non intesa fa una come piega. passione. Perfetto, ho capito anch'io, quindi direi che ci sono buone speranze per tutti. Vi lascio il palco. Nicotina, Freve da Samba. Grazie. Corrivati ti accorgi mamma quanto fumo e sbuffa come un treno scarica il vapore. Poi cica l'altra cica e se va in pista. È il fumo della nave quando assa il porto e sia la compagna fino in alto mare. Te sbise gago anche se sei un tan. Sempre in compagnia di assomata nuvoletta, se fuma è a vita, a moda e sigaretta, tutte ragioni sei buone per poter fumare. Come un personaggio cavato un giornaletto, col palla che paro e stampare dentro al fumetto. Qua cica un'altra cica e sega in pissa. Sto boia, qua cica un'altra cica e sega in pissa. Sogni, speranze, svampi come fumo, amori, disamori, a vita se sta qua. Lavoro, famiglia, scopo come un muso, al mantucaneo, assieme a fumare. Assieme a fumare. Assieme a fumare.
Oltre che hai dei idee, o anche al naso, lo chiama nicotina e non usi un caso. Senza fumo non riesce neanche a respirare. Coda da far una scala che vuole a bomboetta, e il festia superante che cambia di colore. Madonna benedetta, avviato l'ascensore. Sto boia, qua cica l'altra cica e sega in pizza. Se è vero che da un po' così di a provare a smettere, 3 mesi se sei duri senza più fumare, dai troppe caramelle, che se vedo il diabete, e il magna come un porco, e la passa il quintale. Le notte si sogna che mate sigarette, de unghie, de curte e anche quelle strette. Le sogno le vede che tenta e lo chiama, e forse come luce torno via svora. Un turco do turchi una pipa e pisata, una spira de fumo che suda un calume. L'odor del tabacco che entra nel naso, perfido intrigante lo vuoi riconquistare. Un giorno sei rivisto, se sta un colpo al cuore, uno sguardo ed un sorriso, sei ripisa e passione. Te giuro non te assumi, morari a partì, qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. Te giuro non te assumi, morari a partì, qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. Cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E giuro non te assumi, morari a partì. Qua cica sempre in bocca se questo è il mio destino. E complimenti, bravissimi anche Grazie. ai nostri Freve da Samba che ci hanno proposto questo lavoro intitolato Nicotina. Grazie per essere stati con noi, anche per voi l'omaggio della Regione Veneto come ricordo per questa presenza al Festival Veneto 2012. Grazie. E riprendiamo con un angolo particolare. È un giovane attore veronese, ci leggerà un breve collage di testi liberamente tratti e adattati da Libera Nossa Malo, un famoso romanzo del poeta veneto Luigi Meneghello, scomparso purtroppo 5 anni fa. In questo brano, un piccolissimo spaccato della vita del paese d'una volta è affiancato da una breve riflessione sulla vitale importanza del dialetto, definito come la lingua dell'esperienza. Signore e signori, Nicola Ciaffoni. Buonasera. Certe volte mi domando perché il paese della volta mi pare più vero di qualsiasi altra realtà che mi circonda, che mi sta intorno. Il paese della volta che aveva un suo pregio, che aveva una sua virtù. Praticamente il formava una comunità di uomini, modesta ma organica. Nel paese della volta si conosceva tutti. Il rapporto fra gli uomini e le cose l'era più naturale, no? L'era più stabile, più duraturo, tutto durava di più, durava di più le case, durava di più le piccole opere pubbliche, durava di più gli arredi, durava di più gli oggetti della vita comune, persino i sugattoli durava di più, tutto costava di più, ma tutto valeva anche di più, no?
Nel paese della volta le stagioni le avevano senso. Perché? Perché ti guardavi sempre le stagioni, sempre dal medesimo posto, te le vivevi sempre nella stessa casa, la vita stessa la aveva più senso, no? Molte parti della vita del paese della volta l'era in condivisione. Era in condivisione la lingua, i servizi pubblici, le chiese, le scuole, il confessionale. La confessione la era un'istituzione sempre uguale per tutti, per l'infanzia parliamo, perché ti arrivavi, no? Boccia, ti arrivavi dal confessore e ti scommensiavi sempre dai peccati più piccoli, no? Quei minori, no? Tipo le disobbedienze, tipo ho fatto ritardo a messa, tipo i litigi con i genitori, poi si iniziava a divagare un po' su qualche peccato generico, tipo che so, l'invidia, la vanità. Cosa sia la vanità? La vanità. Sempre però col punto fisso, no, alla domanda cruciale, che arrivava, Don Antonio arrivava, fissa la domanda, sempre uguale. Hai tu, figliuolo, peccato contro la santa modestia? La sera una sua perifrasi particolare per atti impuri. E allora ti cascavi, no? Però una domanda posta in una maniera così delicata permetteva anche delle risposte delicate, no? Praticamente uno scambio di opinioni fra gentlemen, no? Allora, come in un questionario, figliuolo, quante volte? 9. Da solo o con altri? Con altri? Ma con altri o con altre? Sta attento a rispondere. Con altre? E poi che era delle altre istituzioni, no? Che era la compagnia, la classe di leva, l'osteria che era? L'osteria era il punto fondamentale di tutte le più principali attività del paese. Perché cos'è che si fa in osteria, no? Se beve, se suga e se bestemmia con una regolarità impressionante, tanto che il parroco l'aveva rinunciato a estirpare la bestemmia. Perché? Ma perché ormai la bestemmia non conta più con la religione. Ah no, cosa conta? La conta con la sintassi. Dite, te cavi la bestemmia e non scorre più il discorso. Comunque, mi non vuoi dire che in sti casi allora il paese della volta si può utilizzare la parola cultura? No, perché soltanto in un senso si può utilizzare questa parola, no? Nel senso di tradizione. Tradizione che però traeva origine, spunto da una lingua viva, una lingua parlata, una lingua soltanto orale, priva di testi scritti. Mia come il codice dell'italiano, no? Che spesso a me sinceramente sembrava vuoto, astratto, privo di ogni attaccamento al concreto. Ecco, mino che lo mia con l'italiano, no, non ce l'ho con l'italiano, che non toglie niente a nessuno, no, però insomma il dialetto, la lingua dell'esperienza, la lingua dei 5 sensi, è fatta di qualcosa che tu puoi sentire, che puoi toccare dentro le cose. Tante volte gli utenti della lingua italiana, no, e sicuramente ce ne saranno di qui presenti che passano da queste parti, provano a prenderla in giro, ma noi altri potremmo rispondere che soltanto una cosa: non che sarà mai il modo per mettervelo per iscritto, però finché avemo fia a podemo coionarvi anche a noi altri, pagliassi. Grazie.
Un applauso, rimani qui con me perché sono arrivata sul palco insieme a Babbo Natale che ha un omaggio anche per te. Mille grazie. Questa volta l'omaggio è di APTV che è il main sponsor della serata, azienda provinciale trasporti veronesi, ti spiegherà un po' come funzionavano i trasporti dagli anni passati ad oggi. Quanti anni hai, curiosità? 26. 26, bello, bravo, giovane, le hai tutte, ti lascio con Selene. Grazie mille. Un applauso a Nicola Ciaffoni. E allora adesso riprendiamo con la musica. Loro sono un gruppo molto famoso, un gruppo che prende il nome, richiama il nome del gruppo per antonomasia. Si chiamano Petals, non so se è il caso chieder loro per quale motivo, sono quelle cose che nella maggior parte dei casi forse è meglio non sapere, però la curiosità purtroppo c'è e quindi io chiamo sul palco qui con me i Petals. Benvenuti. Allora, glielo chiedo o non glielo chiedo? Mi faccio gli affari miei oppure approfondiamo? Chiediamo. Allora intanto io farei un applauso a loro per un semplice motivo. Prima parlavamo di giovani talenti e lei mi ha detto che è 30 anni che suonate insieme, quindi direi che... Giovani trentenni. Giovani trentenni, un applauso. Sì. Grazie. Allora, il richiamo Beatles abbiamo capito, avete cambiato qualche lettera, ma perché Petals? Allora abbiamo cambiato la lettera prima di tutto perché in dialetto veronese la petola sappiamo tutti che cos'è. Ha più significati, petola è la persona petulante, è un prodotto del naso, è un prodotto degli ovini e gli scarafaggi si cibano dei prodotti degli ovini e quindi gli scarafaggi sono i Beatles e si mangiano i Petals. Ecco, direi che non serve aggiungere altro, vero? Se siete tutti pronti io vi lascio a rievocarci i Beatles in chiave veneta. I Petals. Yellow Submarine. Una sposa che da me dice sempre di sì, ma mi son preoccupato che de meso suo marito alle semi e rosa sul divano farà. Ero là un po' così quando arriva suo marì sul più bello è arrivato suo marì, arrivato suo marì, arrivato suo marì sul più bello è arrivato suo marì, arrivato suo marì, arrivato suo marì e volà parole po' quante sciaffe che andate giù e vabbè ridame il play sul più bello è arrivato suo marì, arrivato suo marì, arrivato suo marì sul più bello è arrivato suo marì, arrivato suo marì, arrivato suo marì. Petals, petals, scabba, scabba, get back, tento, petals, tento, scabba, scabba, back. Adesso che n'è un'altra che la mestruca, l'occiolin e la vol che vaga là, che la porta lei sempre sbaccia. Prima di me dov'è lo tuo marì, dov'è lo tuo marì, dov'è lo tuo marì. Prima di me dov'è lo tuo marì, dov'è lo tuo marì, dov'è lo tuo marì. Prima di me dov'è lo tuo marì, dov'è lo tuo marì, dov'è lo tuo marì. Prima di me dov'è lo tuo marì, dov'è lo tuo marì, dov'è lo tuo marì. We are living a yellow submarine, yellow
submarine, yellow submarine. We are leaving a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We are leaving a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Grazie. Grazie. Un applauso ai Petals. Vi siete presentati da soli, quindi ho parlato tanto per niente alla fine. Anche per voi c'è Selene con il libro offerto Grazie. dalla PTV. Io vi ringrazio per questo momento meraviglioso e adesso diciamo a tutti voi che siete qui in Piazza Dante e anche a voi che siete a casa su Telenuovo di aspettare, perché tra poco torneremo ancora con Roberto Pugliero, con un altro cantante in gara questa sera e ancora con gli allievi di Katia Ricciarelli, direttore artistico di questa quinta edizione del Festival Veneto. Grazie, a tra poco. Ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua, bentornati. Eccoci qua, ritornate insieme a voi perché ora è il momento dei saluti istituzionali della serata. E abbiamo qui tutti i rappresentanti istituzionali, tutte le gradazioni. Certo, perché questo festival esiste appunto perché c'è il convinto appoggio della Regione Veneto, in particolar modo dell'assessorato all'identità veneta. E oltre alla Esatto. Regione Veneto, che è un partner fondamentale, la provincia di Verona è anche l'ente capofila senza il quale appunto questo festival non esisterebbe. E allora ringraziamo già da subito il comune di Jesolo e la provincia di Venezia che hanno ospitato la semifinale di questo festival. Adesso però chiamerei subito sul palco i rappresentanti istituzionali della serata. Per la regione abbiamo l'assessore alla cultura e all'identità veneta Daniele Stival. Un applauso. Buonasera, ben arrivato. Buonasera assessore. Dove vuole? Tanto Dove vuole? questo spazio lo recuperiamo. E adesso chiamiamo anche il suo collega alla provincia, Marco Ambrosini. Buonasera. E infine per il comune di Verona abbiamo l'assessore Stefano Casali. Buonasera. Buonasera assessore. Allora, parto da lei per ordine non di importanza, ma insomma le istituzioni hanno la loro gerarchia di lontananza da Venezia. Allora, come sta andando? Come è nata l'idea di appoggiare questo festival? Il dialetto, l'identità culturale territoriale va preservata anche attraverso la musica, così si può dire? Attraverso la sua storia, e la sua storia è musica, è tradizione, è cultura, insomma tutto ciò che questa sera stiamo vedendo sta ripercorrendo quello che è il nostro valore, il nostro orgoglio di essere veneti e la nostra soddisfazione di essere veneti. Lo diceva prima, il teatro è una delle due lingue, il veneto, e quindi è un elemento fondamentale da tenere presente, e la Regione del Veneto vuole sensibilizzare non solo i suoi cittadini, ma tutti i cittadini di questa nazione, che c'è un popolo orgoglioso della sua storia, ed essendo orgoglioso della sua storia la vuole continuare anche attraverso queste iniziative, sulle quali dobbiamo ovviamente come Regione ringraziare la provincia e il comune, soprattutto per questa splendida piazza che insieme al festival sta dando e facendoci vedere qual è la storia del Veneto. Quindi diciamolo, e poi la stessa domanda la faremo anche all'assessore Ambrosini. Non è un grande momento economico, ma l'anno prossimo l'appoggio della Regione Veneto ci sarà lo stesso? Ma il momento economico non è dei migliori, però il Veneto ha sempre rialzato la testa e ha sempre fatto da battistrada. Non a caso vogliamo anche quest'autunno essere come Regione vicini qui a voi, perché quest'anno la festa degli emigranti veneti la faremo in provincia di Verona quest'autunno, quindi è un segnale di importanza della vicinanza della Regione alla parte più lontana, che è appunto la provincia di Verona, ma che insieme alla sua cultura e alla sua tradizione possono essere elementi per far tornare a crescere ed avere il Veneto come locomotiva di questa nazione. Perfetto.
quindi... Invece all'assessore Ambrosini, appunto, vogliamo chiedere se questo progetto, diciamo, le sembra riuscito, quello di portare alla ribalta la lingua veneta attraverso questi attori simpatici, giovani e sicuramente pieni di talento. Sì, intanto buonasera a tutti e a tutto il gentile pubblico di Piazza dei Signori da parte della provincia di Verona. Per rispondere alla domanda, penso che in questa quinta edizione siamo riusciti a continuare nello scopo che ci siamo prefissi già 5 anni fa, quello proprio di promuovere e valorizzare la lingua veneta attraverso la musica, le canzoni, le rappresentazioni teatrali, il cabaret e tutte le varie forme artistiche che si potevano far esibire da un palco. Penso che in questo ci siamo riusciti, perché anno dopo anno la manifestazione è via via cresciuta sempre di più. Il Festival Veneto è un marchio che ha iniziato a farsi una certa strada, un certo nome nel nostro palinsesto culturale, nel palinsesto culturale della Regione del Veneto, regione che continua ad onorarci del proprio sostegno, del proprio appoggio. I comuni continuano a darci ospitalità, peraltro siamo estremamente grati al Comune di Verona questa sera per ospitare per il 5º anno consecutivo la serata finale, quindi vuol dire che enti pubblici, enti privati, perché comunque anche gli sponsor hanno un loro rilievo fondamentale, riconoscono la validità del nostro progetto e la gente che ci segue ci conferma che l'obiettivo appunto che è il punto di partenza per tutti noi è raggiunto attraverso queste meravigliose esibizioni. Grazie, assessore. Grazie all'assessore Ambrosini. Allora, l'assessore Casali del Comune di Verona, volevo subito chiedere una cosa: che piazza ci dà l'anno prossimo? Allora, io vorrei ridare questa piazza, nel senso che qui siamo nel cuore di Verona, esattamente sotto la bandiera dell'Europa. Da quel punto si calcola la distanza di ogni punto del mondo dalla nostra bellissima città. Quindi lo sapevo. Questo è il cuore di Verona, non solo per la geografia, è il cuore di Verona per la storia, perché tra queste tre piazze possiamo ammirare le vestigi delle storie del nostro territorio quasi dalla preistoria. E allora ce le può dare tutte e tre anche, magari? Beh, mi piacerebbe, nel senso, se il pubblico fosse così numeroso, ben contento. In Piazza dei Signori c'era il Foro Romano, questo era la piazza dell'amministrazione comunale, e abbiamo il Leone di Marciano di Venezia. Lei è preparatissimo. Quindi abbiamo in questa piazza un po' tutta quella che è la nostra storia, e la nostra storia chiaramente è stata fatta anche coi linguaggi della nostra popolazione. E quindi io credo, rispondendo ancora un qualcosina alla sua domanda, credo che anche simbolicamente questa sia la piazza giusta, perché per la toponomastica questa è Piazza dei Signori, Adesso ma per i veronesi de Socca è Piazza Dante, E Dante, che è il grande poeta per eccellenza di noi italiani, scriveva in dialetto toscano. Quindi viva il dialetto e la lingua veneta e tutte le lingue e i dialetti dei nostri fratelli d'Italia. Perfetto, grazie mille. Grazie all'assessore Casali. Ringrazio tutti gli assessori, l'assessore Stival della Regione, l'assessore Ambrosini della provincia e l'assessore Casali del Comune. Io me li porto via, Alice, perché mi congedo da te. Grazie. E allora, dopo i saluti istituzionali e anche questa breve lezione di storia veronese, torniamo al concorso. È il momento del quarto cantante in gara. Lui si chiama Luciano Buscemi, diciamo che come cognome. Ho parlato sopra il jingle, lo sapevo che sarebbe successo prima o poi e l'ho fatto con lei. Allora, Buscemi non mi pare un cognome proprio veneto. Sono un siciliano, ma trapiantato da 32 anni qui, felicemente. E dove l'ha imparato e come l'ha imparato il dialetto? Grazie a una fantastica moglie e dei figli stupendi. Questa sera che cosa ci canta? La riscossa del contadin. E allora vi lascio con Luciano Buscemi e la sua canzone in dialetto veronese con delle commistioni. Perfetto, un applauso. E se poi il gaio non canta, e se la gallina non ponde con cocodè, e se anche il canno ti sbaglia, babà, dimmi che vita che sei. E un bel dì
negozi e comodità. Chi se gode di tutti i confort, ma è appressa e che magna anche il cuore, e se occorre in ancora anche il giro, quando al mercoledì andiamo al mercato, ne tratta con tanta arroganza, sol che perché siamo puri contadini. E se poi il gaio non canta chicchirichichi, e se la gaina non abbonde con cocodè, e se anche il canno ti sbaglia bau bau, dimmi che vita che sei. Bambin poente soppressa per scominciare, fua se vovi e radici per continuare, fasio e patate con a volontà, e a se una vita dare. Beh, rispondomi come che son buon, stretto stretto con 4 parole, non daria mai mia stare in città, e a campagna se il mio mondo te lo sa. E se poi il gaio non canta chicchirichichi, e se la gaina non abbonde con cocodè, e se anche il can non ti sbaglia bau bau, dimmi che vita che sei. Bambin poente soppressa per scominciare, fua se voglia e radici per continuare, fasio i patate con c'è volontà, e a se una vita dare, dare. Grazie. Luciano Buscemi rimanga qui con noi, c'è Selene con il libro della regione per lei, La pittura nel Veneto il 600. Allora, volevo dire che di commistione con il siciliano c'era la passione. Sì, molta. È un grande amore. Grazie. E l'abbiamo sentita. Grazie. E adesso sono molto contenta di richiamarlo qui con me sul palco. Sono contenta da veronese, sono contenta da collega, se così mi posso definire, di lavoro, perché ogni tanto nei corridoi ci incrociamo. Chiamo ancora lui, che prima ci ha fatto vedere le origini lontane e antiche del dialetto, ma adesso ci farà anche capire come il dialetto sia sempre e ancora molto attuale. Roberto Puliero. Bene, allora così, visto che l'altra prima abbiamo presentato un esempio storico di poesia veronese, adesso vediamo invece una poesia di oggi da parte di un autore che è il vero autentico successore di Berto Barbarani, che ci sta forse ascoltando al di là di quell'arco. Si chiama Tolo da Re, questo poeta è morto soltanto da poco, ed è un poeta che è famoso soprattutto per aver dedicato una poesia all'Adige. L'Adige, sapete, attraversa la nostra città, la nostra provincia, e i veronesi ci sono molto affezionati come una persona di famiglia, e questo poeta ha avuto appunto l'idea di dedicare una poesia all'Adige, trattandolo come una persona, non come una creatura inanimata, benché se movente appunto come un fiume, ma proprio come un amico del quale racconta la vita dal momento della nascita a Passoresia sino al momento in cui scende lungo la Valle d'Adige. In fondo alla Valle d'Adige è il momento di innamorarsi, e lì incontra Verona, l'Adige incontra Verona, se ne innamora, e poi arriva il momento, però combinazione proprio qui dalle parti del cimitero, che l'Adige si rende conto che deve abbandonare Verona, proseguire il suo cammino, e la poesia poi lo accompagna finché va a finire nelle onde del mare. Abbiamo anche un sottofondo che può partire. L'Adese a Passoresia nasce italian da una mare tedesca e si distacca da una titta de giasso, e scappa a salti, a sbruffi, discolo garibaldin, nogherosta che tegna, da Val Venosta, fredda e maregna, e il vienzo a Re Baltoni.
ameran el s'è fatto Iossi. E vuol scarparlo, imbragarlo, niente. Descalzo il cuore selvatico, sgognando la parlata tedesca nel rustego gergo dei mucchi. Ai monti gherite le vete, tutte rosse dalla ridere. A Bolzan è un giovinotto, vestite pomari ed è verde, con l'ultima resina nel fiato. A Trento è il va soldato. La caserma del monte, grigio, insulso, pelato, gli scarponi e l'arsene scomodo, le stelette e stelle del cielo. I sogni dei 20 anni è come le scarpe vigne forti, ransignate garbigne che aspetta il sole. Ala, peri, dolce la naia alla finisse. L'Ades sliga il sangue, a Cerain sprega la divisa e spua una parolassa contro il forte de Rivoli Tognin e che volta la schiena e sbatte via l'ultimo ciodo della crucaria. E il cuore insata e respira e se destira e se veste de persegari. Le mauro, le morbinoso e che voglia de sposarsi. E Verona è nell'aria, nella terra, negli alberi. Pescantina, Parona, e vuol fermarlo al cielo. E il Paruffa con la diga sbordella, il vinse e il passa. Ecco Verona, a Brassetto de Ponte Castelvecchio. È tutta bella, tutta chiara e calda, là se lei mamado, le in confusione, le timido, e se petena, il se lustra, e se veste de muraioni, il se mette in testa i ponti, e il canta de tutta vena, adesso e se scadena, e il ciapafia e la basa, con la esse e la brinca tutta, in eterno, canta tutte le campane. Non orengo se desmisia, e il stranuda, il se incocona, e il discorre come un sindaco, e se torna a indormensar. Castel San Piero è un altare, fiori bianchi e i cocai, i che in becco un sia affanato, in eterno. Le campane non ha più voce, le va in letto una a una, come le glorie e le bandiere, come i 20 anni e le speranze. Ponte Navi, dogana, al Camposanto, l'Adese capisse. Addio Verona, al Camposanto, addio Verona. L'angelo della tromba il saluta con una sonata ingiassata, dura, garba, fatta de lacrime e de piera. L'Adese il se dispera, il galanimo d'un vedovo il se smorza, il se trascura, il se spoglia de muraioni, il se lassa la barba lunga. Non vuol capire che tutto il mondo è un fiume che passa, che solo una volta si fiorisce. Al ponte della ferrovia il strucca i denti, il scantona, il vuol desmentegar Verona, il vuol tornar balengo, desligato, e che la vita seita a sventolar, il si tamisa tra le sgrinfe tegnose della diga. L'alza la testa al porto e il butta l'occhio sull'ultima montagna. A San Michele e sfodera la campagna, Buche de Sorio, Sevio e con la bassa, svacata nell'uame, rassegnata descalza, dai giorni imbriaghi del sol, dalle notti in mano alle rane, là il sempisulo, il metipanza e la ronfa, nasce sogni pitocchi, ligati, stofegati, ronco, al baredo, al legnagole cattivo, e il fadano, il cerebela, l'ocionetto il che se intorbola, non ride più, non dorme più, che qua la terra polesana che l'enamare straca di fiolar, agara, monta, spetenata, la se spalanca badia con aragosa e dura poesia. L'Adese ormai l'è sordo, il co al suo morir come i veci. Lei è un vecchio, la fumara che fa bianca la barba al campanil de Cavarzere, e sente il mar nel naso, e capisce, e sospira, e scrive il testamento. Le mie acque alla gente veneta, a Verona. L'anima mia adesso è in agonia, e la rantola, il se sbianca, e se tacca la terra e spalanca la buca come per salutare, ma ormai l'è quasi mar. Ecco, adesso l'è mar. Grazie a Roberto Pugliero, grande ospite di questa tappa finale del Festival Veneto 2012. Ed ora ci riaffidiamo all'Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli, e quindi chiamo con me Alberto Zanetti, Davis Fugolo, accompagnati dal maestro Fabrizio Malaman.
Buonasera, bentornati. Grazie. Buonasera. Allora, io so che ci fate un duetto buffo dei Gatti di Rossini. Sì, noi abbiamo scelto di fare questo duetto molto ironico e divertente di Rossini perché abbiamo pensato al detto, sapete, noi siamo padovani, allora si dice padovani grandottori, Ma non si sente. veronesi, non si sente, no, immagino. E poi c'è il detto vicentini e magnagatti, allora ci sembrava una cosa carina fare questo duetto dei Gatti di Rossini, dove è un duetto, in realtà sarebbe una sorta di duetto d'amore fra due gatti, no? Infatti solitamente si fa o fra voci femminili, una voce maschile e una voce femminile. Noi abbiamo voluto farlo ironicamente, allora c'è un gatto maschio e una gatta. E una gatta. Me tocca. Ti tocca. E allora, signore e signori, ascoltiamoli attentamente perché so che hanno un testo davvero difficile, per le parole è sempre complicato, difficile. quindi Sì, buon ascolto a tutti. Sono qui tra di voi. Vieni, maestro, il maestro Fabrizio Prego. Malamà. Allora direi un testo pregno di Di significati. significato, però che ti dobbiamo dire, Alice? Noi ci divertiamo sempre tanto a farlo, spero vi siate divertiti anche voi. Poi si vede che Comunque ci si vede divertiamo. che si vede, sì, no? si vede soprattutto dietro le quinte, No. Ah, che ecco. possiamo stare più tempo insieme. Direi che siete dei personaggi impegnativi in termini assolutamente positivi. Voi siete pregni di contenuti. Un pochino. Un po' troppo. Allora ringraziamo gli allievi dell'Accademia Internazionale di Katia Ricciarelli, Davis Fugolo, Alberto Zanetti e il maestro Fabrizio Malaman. Però vorrei che rimaneste qui con me, Sì. perché diciamo a tutti ancora una volta di rimanere, di non cambiare canale se sono a casa, di non alzarsi dalla sedia se sono in Piazza Dante, perché tra un po' ritorniamo. E vi dico, volete sapere con chi torniamo? Con chi? Allora, torniamo con Massimo Priviero, che l'anno scorso era direttore artistico di questo festival e che non è voluto mancare e quindi sarà in veste di cantante. Dopodiché ci sarà ancora Beppe Bifido,
e quindi avremo di che divertirci, e alla fine ci sarà il vincitore della scorsa edizione, Massimo Ferrari. Quindi rimanete qui con noi, a tra poco. A tra poco. Speak German, but I can if you like. Ik sliep in Achterwikler, ik schat in Madre Monster, als ik vlagen begon me uitgebouwd weer. Ik sliep in Achterwikler, ik schat in Madre Monster, als ik vlagen begon me uitgebouwd weer. Ik sliep in Achterwikler, ik schat in Madre Monster, als ik vlagen begon me uitgebouwd weer. We sliep in Achterwikler, ik schat in Madre Monster, als ik vlagen, Fräulein Wischewikler. Sorry for having offended thee. In the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Endless pleasure in a limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen. Nicotine from the magazine. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Un applauso alle nostre The Gamblers, il corpo di ballo ufficiale del Festival Veneto anche per questo 2012. Allora, le abbiamo viste tutta la sera, non le abbiamo ancora presentate, mi pare doveroso farlo, sono bravissime, sono belle anche in modo imbarazzante, ma terrò per me tutte queste considerazioni. E allora, Elisa Gregori. Elena Zanella. Sara Gregori. E Serena Parisotto. Io a questo punto vi congedo, ma tanto ci vedremo dopo. Vi chiedo di portarvi via tutte queste cose, che noi abbiamo una certa età e difficoltà di deambulazione e non vorrei che qualcuno si facesse del male. E allora, torniamo alla musica, torniamo a un cantante, il quinto della serata, ve ne parlavo prima, chiamerei sul palco Massimo Ferrari. Buonasera. Dicevo prima, vincitore della passata edizione. Sì, l'anno scorso è andata bene. Che cosa ci ha cantato l'anno scorso? L'anno scorso ho cantato una canzone che, al di là dei dati geografici, a Bovolone catra sul tabacco, era una canzone più che altro sul merito e il demerito del genere umano. In pratica, le persone che meritano vanno premiate, le persone che si lamentano o non meritano il proprio posto. Proponiamo una settimana a Bovolone catra su il tabacco e potrebbe essere molto terapeutico. Ce ne sarebbe tantissima. Sì, difatti quest'anno hanno ridotto la produzione. E allora, il titolo della canzone di questa sera?
Il titolo della canzone di questa sera è Amaca. Ce l'abbiamo un po' coi fannulloni, insomma. No, Amaca in dialetto veronese significa gratis, gratuito o quasi quasi quindi a sbaffo. dalla parte di chi... Ma io di solito quando scrivo le canzoni faccio quasi, trovo una cosa interessante come se facessi una foto. E c'è un argomento che mi interessa ultimamente, che è quello del lavoro, perché ho molte persone anche vicine a me che hanno dei problemi sia di lavoro e sia di inserimento. E mi sono accorto che molte di queste persone trovano delle proposte, ma sono sempre proposte, ultimamente un po' complice la crisi, gratuite, a macca, li fanno lavorare per niente. Allora io ho provato... quindi non gli scrocconi, ma le vittime. Le vittime, esatto. Okay. Allora, siccome il lavoro, giusto, nobilita l'uomo, per nobilitare l'uomo ha bisogno di dignità. La prima cosa che dà dignità io credo sia una giusta retribuzione, se no altrimenti non si chiama più lavoro, lo diciamo in dialetto visto che siamo al Festival Veneto, ma si chiama sfruttamento. E questo credo che sia una cosa sbagliata, altrimenti torniamo ai tempi in cui ai bambini dicevano: se te fai bravo domenica te porto in Piazza dei Signori a mangiare il gelato, visto che siamo in Piazza dei Signori. Quindi c'è anche un momento di attualità, ci sarà della Direi di serietà condita da senso dell'umorismo, da ironia, come un po' di ironia doveroso. perché a volte le cose scivolano via un po' meglio. L'amarezza ci sta, ma è meglio Esatto. sorridere, o no? Quindi in modo pragmatico, come diceva il mio povero nonno, le col sudor della fronte che si guadagna il pan, però per niente non muove la coa neanche al can. E allora Massimo Ferrari. Era una volta nel bel paese, passa un brutto momento e sta deciso per un nuovo stato, un nuovo regolamento. Fondamentale il punto di partenza per incominciare. E il primo articolo è dice che bisogna lavorare. Le col sudor della fronte che se guadagna il pan, però per niente non muove la coa neanche al can. E il lavoro nobilita l'uomo solo con la dignità, ed è giusto che ci lavora deve essere pagato. La vita cambia con 4 franchi, se torna a casa tutti più contenti, perché l'affitto lo dovevo pagare e non volevo andare a rubare. Te vuoi che mi lavora macca e mi butto sulla macca, perché non che scusa che stracca, a macca te lavora di. Se di non te me paghi giusto, mi non lavoro mi de gusto, e se non te me vuol pagare, mi non riesco a lavorare. Se mo tornare in drio de colpo de quasi 100 anni, quando lavoro non fase a rima con diritti umani, quando i disea piuttosto di niente le meglio piuttosto, e alla fine a forza di dirlo saltava il pasto. Che ci lavoro il che vola via col vento d'oriente, ci si arrabatta facendo uno stage ma non c'è niente, che ci risponde a un telefono anche se è un dottore, ci fa l'artista la semo che arriva de arte d'amor, col posto fisso da praticanti di melodie come se fanno avanti, per la ricerca non si trova i skate e se facemo scappare i servei. Te vuol che mi lavora macca e mi ne butto sulla macca, perché non che sponsor che stracca, a macca te lavora di. Se ti non te ne paghi giusto, mi non lavoro mia di gusto, e se non te ne vuol pagare, mi non riesco a lavorare. Te vuol che mi lavora macca e mi ne butto sulla macca, perché non che sponsor che stracca, a macca te lavora lì. Se ti non te me paghi giusto, mi non lavoro mia de gusto, e se non te me vuol pagar, mi non riesco a lavorare. A macca no, a macca no, a macca no. Amaca no!
E complimenti anche al nostro Massimo Ferrari, che ritrovo con piacere su questo palcoscenico. Rimani qui con noi, sì, anche quest'anno nell'edizione del Festival Veneto 2012 con il tuo nuovo lavoro Amaca. E allora intanto ti omaggiamo di questo bellissimo libro della Regione Veneto come ricordo per essere stato qui con noi anche quest'anno. Ringrazio per il libro. Se posso approfittare un minuto, la canzone Amaca, a chi interessasse, è disponibile su iTunes, quindi andate a scaricarla su iTunes e non Amaca da internet e dagli altri siti. Grazie, ciao a tutti. Le spiegazioni rigorosamente in dialetto. E allora, signore e signori, preparatevi a ridere perché ritorna lui, Beppe Bifido. Eccolo qua. Oh là, allora dove eravamo rimasti? Ah sì, aspetta, l'amorosa, aveva cattare l'amorosa giusta, perché la scabbia, amorosa, perché adesso, cioè, mi c'ha per esempio da me nonno, perché ho un nonno che ha 84 anni, Taddeo, la festeggiare le nozze d'asfalto la settimana scorsa, 84 anni, come effetto non c'è per esempio da una persona così che per 84 anni sempre sta con la stessa donna, sempre, a parte che mio nonno le sede quei vecchiotti che fanno e ti dà proprio la saggezza, cioè proprio te lo vedi sulla pelle, proprio i segni del tempo, lui sulla fronte, le rughe fatte dal sole così profonde che lui per cavarsi i capelli se le svida, lui fa così e sa sposare le nozze d'asfalto, l'ha voluto tutto come la prima volta quando sa sposare la stessa macchina e che aveva la 5000, quella col sacchetto dei bagattini tacca fuori a speccetto, che mi da piccolo pensavo che fosse Pinoli, io mai il giorno dopo ho fatto i stronzi che camminava, era. E stesso frate, l'ha voluto stesso frate, poveretto ormai ha 102 anni, che ha le gambe così, le chiama fra parentesi. Che giorno lì viene dentro mia nonna, rinfrescola, che fa? Era Taddeo, e tu visto che sono stata alla parrucchiera, che la parrucchiera la matai ai cavei corti, che la maito con i cavei corti non paro più una vecchia, sa disito. Lui le guarda che fa? Le vera, te pari più una vecchia, te pari invece. Cioè, è così mio nonno. Un giorno che fa? Era che fa? E tu senti che adesso ne toccherà pagare l'ICI, l'IMU un'altra volta? Ma non ormai mi ho messo una croce sopra e lui anche a me sopra il tetto della casa, così la panna accesa non paghiamo nostia. È così, è così. Gara uno, grazie. Grazie. Gara uno tra gli invitati che fa? Che fa? Adesso che te guardo ben, se non fosse per i baffi ti si stesso dei memoer. Che fa? Ma Taddeo mi non con i baffi. Ma memoer sì che t'ha cagato. È così. Gli sta in cesa. Maria tutta quel tempo lì in cesa mi sa indormensare il culo. E mia nonna che fa? Lo sentì russardo 3 volte. Cioè, è così. E l'ha portato a fare l'addio al celibato, 84 anni. Dico, no, non dottai portare, ma tase la ma imbriagai, ma portare al night a vedere spogliarello, le donne nude, e ma pagare il privé. Come il privé? Ma sì, ma portante in una stanza. A un certo punto ven dentro una dell'est, la me fa, no, cavati so. Mi si era pien come un sacco, no, cavami so. Resto nudo davanti a ella, la me guarda da cima in fondo, la se ferma lì, la me fa, no, tu hai fatto la guerra. Sì, perché Guito, se vede, sì, hai portato a casa la pelle. L'è così. Dico, no, ma dimmi la verità, dico, com'è lo far l'amore a 84 anni? Come hai avuto che la sia bifido, le come giocare a biliardo con la corda? Come hai avuto che la sia? Ricordate, bifido, la differenza tra scuro e il duro è che scuro viene tutte le sere. Dico, ma no, dimmi la nonna, la madito che qualcuna ancora te la mette a segno, ma te badito nonna, ma dito che ti sia attivo. Guarda, bifido, modestamente la prima faccio il mio dovere, perché la prima la porto a termine, la prima faccio il mio dovere, ma la seconda attacco a sudare, che comincio a sudare, che grondo del sudo. Dico, no, ma farti vedere la pressione, ma che pressione? Lei che la prima la fa in gennaio, la seconda la fa in agosto. Dico, ma dimmi la verità, no, ma la nonna è l'unica donna della tua vita? Non te ne vuoi altri in 84 anni? Guarda, bifido, stasera te fa una confessione. I buttelotti da adesso cambia le morose come cambiarsi i calzetti, era. Una volta non era mia così, una volta cosa ha avuto mai, restava tutto in famiglia, a tempi di guerra, a una certa ora gara il coprifuoco, smorzava la luce, quando era scuro, do ciapo. E una sera do ciapo sento una voce che mi dice, beh là, dato che ti si rento, resta rento, ma ricordate che sono sempre tossia, era. No!
Ricordate, Bifido, le donne è come le scorese, o te le moli o te le stofeghi. E se no è come le biciclette, se non te le inciavi prima o poi te le frega. E soffro di insonnia. Dico, no, e tu risolto il problema dell'insonnia? Ah sì, tolgo la purga. Come la purga? Che funziona? No, ma manco ho qualcosa da fare. Ricordate però, Bifido, mai torna la purga e sonnifero la stessa sera era. E te cazzi pieni fin qua. Insomma, e torna a casa dall'addio al celibato, pien come un sacco, e fa pian pianin. E entra in casa, si infila il pigiama, pian per non svermenona, e si mette in letto. A un certo punto senti, potum! Se svermenona fa, sai che è successo? Tasi, dormi, casca il pigiama. Maria, tutto quel casino lì fa il pigiama, pa forza che ero mi dentro. E mia nonna che fa? Si torna a imbriagarti un'altra volta? Sì. No, sono andato a lavarmi il collo dal di dentro. Beh, mia nonna un giorno che fa? Era Tadeo, quando andai al cimitero, catarme pora mamma, doventi da ciaparla alla filuvia per andare al cimitero. Ciapala in fronte, ho dovuto ciaparla. Era Tadeo, ma lo vera che adesso se te vuoi con un biglietto solo te può andare in filuvia tutto il giorno? Ah, se non te che in caso da far, sì. È così. Manca mia nonna alle 84 anni, mia nonna. Poretta, la sbaglia ai termini moderni. Un giorno mi fa, sono stata dal dottore, il m'ha visitato col periscopio. Il m'ha catà le vene vanitose, l'ostia porosa. L'ho detto che avrò da fare delle terapie nella camera barbarica. L'ho detto che non posso più mettermi in me gambaletti, che ho da mettermi il colante, ma mica il colante non mi catto mia ben perché quando che scoreso mi vola via le savate. Oh no! Mettiti i sandali. Oh merda, era avuto i funghi intrufolati e avuto i fusibili al pesto. Quando è successo il tsunami? Che tragedia il Cosonami. Davanti a ste robe qua resto putrefatta. Dice che sia sta un'onda anonima. Che non te puoi mica andare in città se non te che la marmita paralitica, te lo sai. Pensa che il nonno de tuo nonno l'era il capostitico della tua famiglia. E non sta mia a dimagrirmi massa che te mi diventi in orefice. Dalla tar, capo, mi dà un litro di latte a lunga conversazione, per cortesia. Allora mi fa, ma la telepatia era una televisione massa magra? No, una patia, no. In farmacia, capo, un po' di pomata parlir per piacere. Lei in periodo che da vicino che vedo bene, lei da lontano che sono lesbica. Bella, inutile piange sul latte macchiato, Seto sa te dico, quando moro mi faccio cromarla, ma allora. Grazie, vi saluto. Grazie. Dicendovi un annuncio che mi hanno pregato di dire in direzione. Allora, è stato smarrito un riporto di capelli scuri vicino al porto. Chi trovasse il mio riporto me lo riporti al porto. Non importa se il riporto me lo riportate porta a porta. L'importante è che me lo riportate al porto. Se non sono portata, portatelo in portiere del porto. Dite al portiere vi riporto il portantino al porto che porta il riporto che è stato smarrito vicino al porto. Vi lascerò un cospicuo in porto. Vecchi, se vi seguo dudi, disiga le vostre amici. Se vi si rotte le scatole, fasivi i fatti vostri. Grazie. Beppe Bifido. Mi raccomando, comportati bene perché ho un terrore incredibile di condividere con te il palco. Mi pare sei cagnetti che dentro alle 5.000 di mio nonno. Allora Beppe, dimmi cara. anche per te, adesso mi viene da ridere, non riesco a parlare, anche per te c'è il libro di APTV. Grazie. Che potrebbe fornirti un sacco di spunti. 347 è il tuo cellulare? Piacerebbe? Bene. Non lo so, vi lascio contrattare nel dietro le quinte, te la Andiamo porti dietro via le tu. quinte, certamente. Selene ce la puoi fare a gestirlo. Ciao a tutti, buona serata. Beppe Ciao, Bifido. grazie. Ciao Wamba. E allora adesso torniamo alla musica, ve ne parlavo prima, era l'anno scorso il direttore artistico di questo Festival Veneto, è arrivato questa sera, in questa edizione in veste invece di cantante, signori e signori, Massimo Priviero. Allora, prima di cominciare, che cosa ci canterà questa sera? Qual è la sorpresa che ha in serbo per noi? Guarda, è una cosa che, buonasera a tutti intanto, è una cosa che non abbiamo mai fatto ed è una cosa un po' particolare perché
tanti anni fa, quando ero ragazzino, che noi cominciassi a fare dischi, a girare il mondo, a fare centinaia e centinaia di concerti e tante cose, c'era una persona che frequentavo, una persona che in qualche modo mi piaceva molto, e questa persona era un vecchio bibliotecario di un paesino veneto, e questa persona aveva questa passione di scrivere. Immaginate i bibliotecari nelle biblioteche di una volta, che scrivevano delle loro piccole poesie, in particolare in Veneto. E prima che io me ne andassi da questo paesino, mi portai dietro un blocco di carte dove c'era dentro queste piccole poesie che scriveva quest'uomo, che aveva due passioni in realtà. La prima era quella di scrivere poesie, la seconda era di essere molto legato agli alpini. Era un alpino, aveva fatto la ritirata di Russia, aveva una memoria storica molto forte, era molto legato alla sua gente, anche agli amici che aveva perso, e come molti veneti di quella generazione. Quindi questa sera proviamo a fare una cosa che normalmente non faccio nei miei concerti, ma vediamo un pochino che cosa succede. Allora vediamo. Massimo Priviero. Te e guarda fuori, ti vedi le onde sopra il mare. Alzi te senza paura, ti sarà grande e ti saprà lodare. Alzi te e guarda fuori, ti vedi il cielo senza tremare. Alzi te senza paura, ti sarà forte e ti saprà volare. Alzi te e guarda fuori, ti vedi il sole che scalderà. Oh, alzi te senza paura, ci sarà un uomo che deve andare. Oh, alzi te e guarda fuori, ti vedrà strada tutta da fare. Oh, alzi te senza paura, ti vedrà un popolo che deve andare. Così quest'uomo, per ricordare i suoi amici, i suoi fratelli,
amava molto questa canzone. Il capitano della compagnia, lui l'è ferito e sta per morire, e mandati ai suoi alpini perché lo venga a ritrovare. I suoi alpini che mandano dire che non ha scarpe per camminare, o con le scarpe o senza scarpe. I miei alpini li voglio qua. Cosa comanda, signor capitano? E noi adesso siamo arrivati, ed io comando che il mio cuore in 5 pezzi sia tagliato. Il primo pezzo alla mia patria, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo alla mia mamma, che si ricordi del suo figliolo. Il quarto pezzo alla mia bella, che si ricordi del suo primo amore. L'ultimo pezzo alle montagne, che lo fiorisca di rose e fiori. L'ultimo pezzo alle montagne, che lo fioriscano di rose e fiori. L'ultimo pezzo alle montagne, che lo fioriscano di rose e fiori. Grazie e complimenti a Massimo Priviero, che ha voluto fortemente essere qui con noi anche quest'anno nell'edizione del Festival Veneto 2012. Massimo, noi ti omaggiamo del libro dell'APTV Verona, main sponsor della manifestazione. Grazie per essere stato con noi. Grazie, a presto, un bacio. Grazie Massimo. E siamo quasi al termine, tra poco torna Roberto Puliero, un altro grande ospite della serata, Katia Ricciarelli, che è anche il direttore artistico del festival, e insieme a lei, oltre ad ascoltarla, conosceremo anche il vincitore di questa edizione del Festival Veneto 2012, quindi fermi lì, non muovetevi anche da casa, vi aspetto, a tra poco.
The Gamblers. Grazie ragazze. E adesso siamo arrivati al terzo momento di uno dei grandi ospiti di questa serata. Lo abbiamo visto in veste di interprete della poesia dialettale veronese, ma il dialetto non è usato solo per questo. Il dialetto lui lo usa da anni per ironizzare sui vizi, sulle virtù dei veronesi noti e meno noti. La sua satira ha percorso decenni, ce l'ha confermato prima senza troppa paura. I telespettatori di Telenuovo sicuramente lo conoscono, ma lo so, lo conoscete anche voi che siete qui seduti questa sera. Ci porterà uno dei suoi personaggi più amati che ironizza sui mezzi di informazione ed è Marcusini Gigiotto, il reduce del 68. Roberto Puliero. Grazie. Bene, per concludere allora un po' in allegria e per dimostrare come il dialetto possa servire anche per ironizzare un po' sulla nostra vita, vi presento questo mio amico, fa l'edicolante, balbetta un po', ma gli lascio senz'altro la parola. Buonasera, per chi non mi conoscesse mi presento. Marcusini Gigiotto, reduce del 68, go ne dicola lì in piazza, e ogni tanto tengo tutti i giornali degli anni passati. Oh, non è come tenere i giornali degli anni passati, che ti fa capire quanto i nostri amministratori, a parte i presenti naturalmente, quanto i nostri amministratori hanno tolto per il toro tutela. Non so, qualche esempio, questo è del 1998. è già passato un sacco di anni. Entro un mese la giunta deciderà a chi affidare la gestione del teatro Camploi, dopo 15 anni che ancora da decidere niente. Qua un altro giornale del 1999, il 2000, porterà il vigile di quartiere, non l'ha visto ancora nessuno. Un articolo del 2006 in prima pagina, ecco come vedere dove passa la tranvia. Te bello staria, te imbriaghi e te immagini che la che sia. Delle volte dopo i nostri amministratori viene fuori con delle proposte un po' balenghe. L'ultima, questa lei della primavera passà sull'arena in prima pagina per 5 giorni, funivia tra il Catullo e la città. Cioè praticamente quando uno arriva all'aeroporto, no, che gli ha un sacco di valigie, di solito il ciapa al taxi e va dove deve andare. Secondo sto genio invece doveva con le valigie tutto montare sulla funivia che le porta dritto su in Pingolon fino al stadio, e là c'è un taxi che era prima. Quando viene una proposta del genere, un giornalista serio doveva andare da chi le fa e dire ma allo mangiato mai che andare il codeghin per traverso, invece no, lo riscrive in prima pagina. E il problema è che dopo i tempi dei politici, ecco quel che è, questo è un articolo di 15 anni fa, e dice Arsenale quasi pronto, lei stesso titolo che era anche l'altro giorno, Arsenale quasi pronto. Dopo te lesi l'articolo, ci vorrà un decennio per chiudere il recupero. Prevediamo 4-5 anni per il museo e altri 5 per il resto, le 20 anni. Però dice Arsenale quasi pronto. Le come che uno gli ha da andare fuori con la moglie che dice cara sei pronta quasi e la viene su dopo 20 anni, perché questi sono i tempi che gli ha in mente. Il bello è che dopo grazie, dopo quando delle volte qualcosa riesce a farlo, si vanta di tutto. Per esempio, che sta la giunta Sironi tempo fa, che l'ha fatto poco, comunque una roba l'ha fatto, i cessi pubblici in Piazza Bra. Ben all'inaugurazione, l'assessore, che è uno ancora a piede libero, che gira per i palazzi, e dice l'assessore i bagni con entusiasmo stanno riscuotendo enorme successo come affluenza. Cosa vuol dire? Che tanti che scappano, no? Perché no, non è che i giapponesi vanno là a fotografare il water, la carta igienica, no? E il merito, dice, come in tutte le opere pubbliche, sta nella gestione. Cioè secondo i nostri politici, anche quando
andemmo a tartirla, sempre merito suo. E il bello è che anche i nostri giornalisti delle volte scrive in un italiano che te stravolge un pochettino la realtà. Qualche esempio di qualche titolo: violenza sessuale dopo un gelato, giovane condannato con lo sconto sul gelato, evidentemente. Un'altra volta scooter contro auto, è gravissimo, gli ricovera la Vespa. 3 scalini stoppano i disabili, ma non si sa chi deve eliminarli, i disabili evidentemente, bastaria una scioppettata. Un'altra volta qua in prima, questo nella cronaca nera, un cadavere manca ancora all'appello. Immaginami il poliziotto e il carabiniere che tutte le mattine fa l'appello, no? A Besania, a Batecola, a Bernardi, e sto cadavere non risponde mai e manca all'appello. In prima pagina, morto l'alpino ferito, no. O l'è morto o l'è ferito. La maestra, non so se vi ricordate, la notizia è che delle volte, cambiando l'ordine delle parole, cambia anche il significato della frase. Una volta il sindaco Tosi, siccome che qua i colombi che scagassa dappertutto, no, a parte stasera perché la provincia l'ha provveduto, comunque dicevo, siccome che è sto problema, il sindaco tempo fa l'aveva proposto la caccia al piccione, solo che il giudice l'ha bocciato sta proposta. Ma sentì come l'Arena la descrive la notizia: bocciata dai giudici la caccia al piccione di Tosi. Cioè che tanti delle volte dice: ma come mai il sindaco nelle occasioni pubbliche le sempre l'acqua così? No, perché questa notizia che gira delle volte oh, non mi sono inventato niente, che è scritto tutto qua. Delle volte gli errori non soltanto li fa, ma anche li ostenta. Questa che lo c'avada l'edicolante MVC, e dice: vende marijuana con la mamma coltivata dal nonno. Cioè il nonno tutte le mattine e che dà da bere e sta mamma la viene su bella. Un'altra volta, sulle Torricelle si stacca una frana. Napolitano ringrazia i volontari che gli ha provocato tutta sta valanga. E il bello è che delle volte succede anche che i giornalisti, invece di informare, cercano soprattutto di essere spiritosi. Qua per esempio che è la notizia che l'università ambiente, dopo la cena a base di pesce, domani tocca al maiale e ai piatti che si possono realizzare con le sue carni. Titolo dell'Arena: a cena con il porco. Che tante mamme che ha detto alle fiolettine non te che mia, niente per morire. E quando succede le disgrazie, sottolinea solo le robe da ridere. Per esempio a Cologna Veneta si è bruciato un negozio di abbigliamento intimo. Titolo: nel negozio che va a fuoco vanno in fumo le mutande. Canottiere e Regipetti si è salvato sul più bello, ma questo proprio è una roba demenziale. Chi l'ha scritto? L'è ancora a piede libero e scrive sempre. Una volta l'associazione sordomuti del Legnago l'ha dato da fare perché la voleva una sede più bella. Titolo dell'Arena: protesta silenziosa dei sordomuti. No, che sta di sordomuti che ha recuperato la parola solo per un attimo e ha detto quella brutta, vabbè. E dopo delle volte sui giornali scrive anche gente ignorante come una zappa, diciamo la verità. Per esempio a Verona le da più di 100 anni che è l'opera lirica, no? E un giorno debutta La Tosca di Giacomo Puccini. Titolo dell'Arena: debutta stasera il capolavoro verdiano. Verdi e sa descolare nella tomba. Tra l'altro Verdi, vi ricordate, da Buteletti, si chiama Il Cigno di Busseto. Questa la scrive il grande Giuseppe Verdi, soprannominato l'orso della bassa padana. Vabbè, l'ha sbagliato bestia, pazienza. Anche come musica leggera non è che sia dei grandi critici. Una volta viene a Verona Michele, quel che cantava Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché quelli. Beh, sentì con che acutezza il critico musicale dell'Arena e scrive: al Cantagiro del 1966 ce lo ricordavamo più giovane. Un genio questo è un genio. E dopo che sempre anche dei giornalisti che delle volte più, quando intervista qualcuno, più che preoccuparsi di quel che dice l'ospite, cerca di far vedere quanto gli è saoni. Allora che è un giornalista, anche questo l'è piccolo ma l'è sempre a piede libero, l'ha scritto e l'intervista un giorno Franca Valeri.
grande attrice, è diventata invece come tutti, però insomma una grandissima attrice. Sentì che domande che gli fa, non è che mi invento. Signora, e gli dice, essere sopravvissuta a tante generazioni, quale sensazione le dà? Come mai che ti sia ancora viva? Altra domanda, anche lei ha dovuto vivere dei lutti, però... Quarta domanda, con la morte bisognerà fare i conti. Ultima domanda, ma lei si ricorda quanti anni ha? O è la deficiente del tutto? La preoccupazione a questo punto è che è venuta fuori una notizia soltanto pochi giorni fa, adesso che è una proposta della Lega, che l'ha messa qua in gran titolo sull'Arena. Permesso di soggiorno solo a chi sa l'italiano. E allora il problema è dopo. Chi è che scrive sui nostri giornali? È il muro, le cascappa, per niente. Grazie. Grazie Roberto. Grazie. È sempre un piacere ascoltarti. Noi ti omaggiamo di questo regalo, bellissimo libro offerto dall'APTV Verona. Grazie. Grazie a Roberto Pugliero. Grazie. E allora, vi dirò che siamo sul finire di questa serata e lo so per certo per due motivi. Uno perché ho un male dei piedi incredibile e secondo perché qui leggo un nome importante. Sì, importante, quasi quasi ci tremano le gambe, no? L'ho definita erroneamente per 2 volte Maidoma madrina, quindi spero che non venga sul palco a bacchettarmi la direttrice artistica del Festival Veneto 2012. Lei è Katia Ricciarelli. Buonasera. Buonasera. Non me ne vuole. No, assolutamente no. Grazie, brave. Buonasera. Grazie. A tutti. Prima abbiamo avuto una breve conversazione, lei mi ha decantato le lodi del dialetto e mi ha anche parlato in dialetto e non ce lo si aspetta. No, io sono veneta, Da tutta una Veneta. storia, sì, sono nata a Rovigo, ho studiato al Conservatorio di Venezia, al Benedetto Marcello, ho vissuto lì 10 anni, mi sono trasferita, non ti dico in mezzo cosa c'è stato perché perché poi fanno tutti i conti degli anni, allora diventa una cosa lunghissima. Quindi di 25 anni a Spoleto, 18 anni a Roma e sono rientrata nel Veneto, quindi tra Verona e il Lago di Garda. Ed è veronese. una convinta sostenitrice del dialetto. Sì, mi del piace ruolo. molto quando posso parlo in dialetto, specialmente poi quando mi trovo a casa Con la e sua quando amica ho Mara degli Venier. amici come Mara, ecco, e Strucca il bottone, tutte queste cose. E tutte qua. le Mi cose che mi piace conosciamo. moltissimo. E questa sì. sera, oltre alla sua direzione artistica, ci ha portato 2 suoi allievi. Prima di chiamarli sul palco, volevo dirle che uno dei 2, e non farò nomi, Ah, no, è venuto lì immagino. nell'orecchio e mi ha detto: ma dobbiamo cantare con Katia Ricciarelli, ma noi non siamo Pavarotti. Molto preoccupato. Ma non è vero. Lo chiamiamo... Hanno igado facce di toia che non finisce più sono veramente. 2, anche secondo me, sono Fanno assolutamente finta, ma in d'accordo. realtà guardate, sono 2, io li chiamo i 2 giannizzeri perché sono qui veramente dietro che ridono simpatici, tantissimo. sì, simpatici, incredibilmente ironici, mi piace tanto Alberto E allora li e chiamiamo, Davide. sul palco. Zanetti Adesso sì, posso ed dire Evis cosa Fugolo. Posso dire cosa facciamo? Sì, certo. Ecco, facciamo una cosa molto bella, breve, di una bellezza incredibile, perché dovete sapere che Ermanno Wolf Ferrari ha musicato tantissime, ha fatto delle opere incredibili come i Rusteghi, il Campiello, il Sortodaro Borontoion, eccetera, eccetera, la Vedova Scaltra, con testo di Goldoni, e sono delle opere straordinarie, tutte in dialetto veneto. E adesso questa interprete, diciamo, protagonista, la Gasparina, e dice ciao a Venezia e al Campiello, perché si sposa e va via. E loro 2, questi 2 giannizzeri, mi faranno una piccola frasetta di coro, no? Quindi adesso avrò i boys, come la Wanda Osiris, insomma. Dove sono i miei boys? Dove sono i boys? Alberto Eccoli Zanetti, qui. Davis Si Fugolo fanno e il maestro attendere, Fabrizio Malaman. Allora vi lascio il palco che decisamente lo riempite molto bene. Katia Ricciarelli. Buon ascolto.
despiase l'asserto di assarla, ma prima di partire voi salutarla. Venezia cara, Venezia mia, veneziane signorina, Veneziani signorina, signorina. o mondo caro campione, no dirò che ti sei brutto mio, sei brutto ti sei stato, a me dispiace, non sei bene quel che bene, non sei bene quel che bene, ma quel che piace. Non dirò che ti sia brutto né bello. Sei brutto ti sei stato, a me dispiace. Non sei bene quel che bene, non sei bene quel che bene, ma quel che Grazie, grazie maestro, grazie al coro, grazie infinite a tutti per avermi dato l'opportunità di essere qui e l'onore di essere direttore artistico, che poi è una cosa che non mi piace poi tanto, no? Sono qui in veste più che altro di veneta e amichevole, quindi niente direttori artistici. Questo Quindi è un Madrina termine- le piaceva? Madrina mi piace di più. Bene, sono contenta. Allora, Allora per la lei c'è incoraggiamo, un Madrina. omaggio della PTV, il nostro main sponsor. Allora io saluto i suoi allievi, Davis Alberto Zanetti. Fugolo e Alberto Zanetti, e le chiedo però di rimanere qui Sì, con noi, sì, perché certo. Katia Ricciarelli ha nelle sue mani il vincitore di questa serata. Allora Letizia, chiamiamo i nostri 5 cantanti in gara. Sì. Questa è una cosa che mi fa impazzire. veramente. Allora Perché così. chiamiamo qui con noi. Sono 5 i premi, non possiamo Sono- premiarli tutti, no? Ci sono anche degli omaggi, dei Ecco, premi per bene, tutti, bene. sicuramente. Vinicio Corrent, Un applauso. eccolo qui. Buonasera. Il nostro cuoco. Cominciamo a disporci in maniera ordinata. Ed ancora Massimiliano Corrà. Accogliamo il gruppo numeroso da Venezia, i Freve da Samba. E ancora abbiamo Luciano Buscemi. E infine Massimo Ferrari. Eccoli qui, ci sono tutti, direi, i cantanti di questa serata. Abbiamo da chiamare anche i nostri rappresentanti istituzionali, allora lo facciamo anche molto in fretta perché dietro ci dicono che siamo in ritardissimo, ci siamo Ritardissimo, dilungati. e Allora allora l'assessore chiamiamo- alla Regione Veneto, Daniele Stival. Ed ancora l'assessore alla provincia di Verona, Marco Ambrosini.
E consegneranno poi al vincitore il vessillo della Regione Veneto. Esattamente. E allora io adesso, se posso, senza impallare tutte le telecamere, ma probabilmente l'avrò già fatto, mi avvicino a lei. Sì. Allora. Dimmi dove devo stare, io sono molto stiamo... brava, ubbidiente, centrale, va benissimo. benissimo. Dopo mi dicono che faccio sempre tutto quello che faceva il mio ex marito, e cioè che voleva prendere possesso. Ecco, io invece no. Della scena, no, insomma. perché sono molto timida. Anche Veniamo se non sembra. qui Dove centrali. devo stare? Venga qui con me. Ecco, hai visto che sbagliavo. Ecco, centrale. Vabbè, ma io sto girando a vuoto da 5 minuti. Allora, Katia Ricciarelli, cosa diciamo? Chi ha vinto? Allora, diciamo che li avevo già sentiti e ascoltati, voglio dire, a casa. Ora li ho riascoltati e ritengo che per questo tipo di festival, quella che a me è piaciuta di più e che mi sembra anche più adatta, perché parla di qualcosa di tangibile, nel senso proprio anche di territorio, ed è Piazza Bra di Massimiliano Piazza Bra. Piazza Bra. Mi dispiace per gli altri perché... E allora... Massimiliano non Corrà. Si può premiare tutti, veramente. E facciamo un applauso anche all'autore di questa canzone, Paolo Tosi. Ecco la consegna se da parte... Paolo Tosi vuole raggiungerci sul palco, mi sembra doveroso. Doveroso. Ecco la consegna del vessillo della Regione Veneto. E allora l'emozione di cantare... della targa, come ricordo di questo Festival Veneto 2012. Hai addirittura Katia Ricciarelli che ti regge il microfono. Allora questa emozione ce l'hai trasmessa di cantare una canzone scritta da qualcun altro 30 anni fa? Esatto, e penso l'abbiano percepita. Allora facciamo queste cose da festival. A chi la dedichi questa vittoria? La dedico alla mia famiglia, allo stesso autore che mi ha invitato, e per questo mi ha dato una gioia immensa. E allora direi di fare un altro applauso a Massimiliano Corrà. Applauso a Massimiliano Corrà. È stato giudicato lui con la sua canzone, insomma, il più apprezzato nel corso dell'estate. È un grande onore ricevere questo omaggio. E soprattutto riceverlo da Katia Ricciarelli, direi che potrebbe essere un ottimo auspicio per il tuo futuro e te lo auguriamo tutti. Allora vi ringrazio tutti i partecipanti, Alice, che comunque ci hanno fatto sentire un bello spaccato del nostro Veneto. A quel proposito, Alice, ricordo che la targa poi viene consegnata a tutti i partecipanti del Festival Veneto 2012, quindi pregherei l'assessore Ambrosini, l'assessore Stival a consegnare questo omaggio ricordo per la partecipazione a questo Festival Veneto. Ovviamente tutti bravissimi, complimenti a tutti. E allora l'ultimo applauso per tutti i nostri 5 concorrenti, per il vincitore, per la provincia, per la regione. Ringraziamo ancora la provincia di Venezia, il comune di Jesolo e nonché il comune di Bovolone, da dove dove c'è stata tutto la questo serata di è apertura. partito. E grazie a Grazie Katia ancora. Ricciarelli. Grazie a voi e tutti, buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Grazie a Katia Ricciarelli. E allora questi erano i nostri ospiti, i nostri concorrenti visibili, ma adesso dobbiamo anche ringraziare tutti quelli che sono rimasti dietro e che hanno portato avanti questa quinta edizione del Festival Veneto 2012, e partirei con il direttore di palco Elena Olivieri, il coreografo Nando De Bortoli, il fotografo Maurizio Brighenti, lo scenografo Emilio Zorzi. Ti passo la palla. Ed ancora la grafica Mario Rotta, marketing Simone Turri, gli allestimenti scenografici Pino e Paolo Borace e gli allestimenti audio luci Showtime Verona, che hanno davvero avuto tanta pazienza questa sera con noi. E ringrazio anche tutti gli operatori, la regia, i tecnici. Vi ricordo che si potrà vedere questa una sintesi di quello che è stato questo Festival Veneto sul sito ufficiale, che è www.festivalveneto.it. quindi noi, io e Letizia Isolani vi diamo l'appuntamento l'anno prossimo. Io saluterei gli amici
da casa, soprattutto speriamo che l'appuntamento sia davvero per l'anno prossimo. Alice, che E con dire, più tappe. grazie, esatto, grazie per aver vissuto con me questa bellissima esperienza, e quindi ci lasciamo, ci congediamo e vi diamo la buonanotte a tutti, e chiamiamo ovviamente le nostre gamblers, il corpo di ballo del Festival Veneto, per la sigla di chiusura. E direi che questo è il modo migliore per finire. Ragazzi, a voi. Buonanotte. A voi, buonanotte. Dove ci porterà questo sogno?